non è un sistema che è, come è stato scritto qualche volta, al collasso, è un sistema che sta sotto pressione. Ci saranno per tutta l'estate difficoltà. Il presidente di Save non parla di collasso, ma di una situazione che resterà critica tutta l'estate. Dopo i disagi delle ultime settimane all'aeroporto Marco Polo, con i passeggeri in coda per ore, scioperi di varie compagnie aeree, voli cancellati, Marchi fa il punto. È una situazione che io non ho mai visto in 22 anni di attività in aeroporto e che è la conseguenza del Covid, della pandemia, di quello che si è creato in termini di stili di vita, di situazioni dovute a quello che stiamo vivendo sullo scacchiere internazionale. E dobbiamo abituarci ad avere un'estate più complicata di quella che eravamo abituati ad affrontare quando si andava a fare un viaggio aereo, sapendo che tutti coloro che lavorano nel mondo del trasporto aereo ce la stanno veramente, vi assicuro, mettendo tutta per dare il massimo. Alla base di questi disagi la mancanza di personale, spesso denunciata ultimamente dai sindacati, che arriva anche a toccare numeri sconcertanti. Mancano diverse decine di persone ed è una mancanza di personale aggravata anche dal fatto che ci sono una recrudescenza di malati per il Covid. Certi giorni in aeroporto mancano anche 100 persone, ci sono i singoli handler a cui mancano 20-30 persone. È da sottolineare che noi stiamo come Paese, non solo noi a Venezia, ma come Paese stiamo reagendo bene a tutta questa situazione che è data in Europa e questa volta ne stiamo uscendo meglio di altri paesi che tradizionalmente vantano un'efficienza maggiore della nostra. Nei giorni scorsi, ha aggiunto Marchi, un volo programmato da Venezia ad Amsterdam è partito vuoto con i passeggeri presenti a Tessera perché l'aeroporto della capitale olandese aveva avvertito che non sarebbe stato in grado di riceverli. Tra i consigli che il presidente dà, quello di viaggiare dove possibile con bagaglio a mano. Questo è un consiglio che non diamo solo noi, ma che ha dato il Ministro dei Trasporti pochi giorni fa e l'ENAC. È evidente che in una situazione come questa, quando soprattutto si affronta un viaggio nazionale, un viaggio di corto o medio raggio, magari è meglio eliminare qualche cosa, un vestito in più e cercare di essere sicuri di arrivare con quello che serve.